Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda questo spazio informativo su Friuli TV. Alle 14.40 di oggi i vigili del fuoco volontari di Codroipo sono intervenuti per un sinistro stradale che ha visto coinvolte un'autovettura, un auto articolato, nella zona industriale di Panneglia di Sedegliano. Nell'urto è rimasto ferito leggermente il conducente dell'auto, soccorso dal personale sanitario giunto in ambulanza dal vicino ponto di soccorso di Codroipo. Rilievi di legge da parte dei carabinieri del capoluogo del Medio Friuli. Le piogge del 7 luglio hanno portato solo locali benefici alla grave carenza idrica degli ultimi mesi. Precipitazioni degne di nota si sono verificate solo nella zona di Pantianico con circa 28 mm e Lestizza con 24. Il veloce passaggio temporalesco invece ha recato danni ad alcuni impianti. Le fulminazioni hanno danneggiato un pozzo in comune di Lestizza, 2 in comune di Bicinico. Sul bacino montano del Tagliamento non si sono verificate precipitazioni significative e permane attiva l'integrazione della portata di A2A tramite il serbatoio di Ambiesta. Viene in tal modo garantito l'esercizio irriguo nel sistema derivatorio Ledra-Tagliamento senza necessità, attualmente, di riduzioni di portata nei canali e sospensione dell'irrigazione di soccorso. Più problematica la situazione della derivazione del torrente Torre a Zompitta. La portata affluente non è tale da garantire la presenza di acqua in tutte le rogge, l'esercizio irriguo negli impianti serviti dalle rogge di Udine e Palma. Tutta la città dovrà essere coinvolta nei progetti che cambieremo Gorizia. Questa mattina ha presentata la nuova giunta del Ziberna Bis. I riconfermati sono Chiara Gatta, vice sindaca, Francesco Del Sordi, Arianna Bellan, Silvana Romano e Fabrizio Reti, mentre le nuove presenze sono 5: Luca Cagliari, Sara Filisetti, Maurizio Negro, Paolo Lazzeri e il tecnico Lucio Beltrame. Un sentito grazie agli ex assessori della giunta precedente che, ne sono certo, nella nota del sindaco, daranno ancora il loro contributo per il bene della città. Ma andiamo a sentire le dichiarazioni del neo riconfermato sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, in questa videodichiarazione. A pochi giorni dal voto, Gorizia ha la sua nuova giunta comunale. 10 sono gli assessori che ho nominato proprio poche ore fa. A mezzogiorno già la prima riunione di giunta. Su 10 assessori, ben 5 sono di fresca nomina, come peraltro il 50% dei consigli comunali espressi dalla maggioranza sono alla loro prima esperienza. Perciò un consiglio comunale profondamente rinnovato, una giunta profondamente rinnovata, grandi competenze, grandi entusiasmi. Le forze della coalizione mi hanno rappresentato una lista di nomi. In base rigorosamente all'esperienza, alle loro competenze, ho scelto la squadra che mi accompagnerà per quei prossimi 5 anni. Vedo una grande coesione, vedo una grande partecipazione, vedo un grandissimo entusiasmo. Il modo migliore per partire, anche perché i prossimi 5 anni senza dubbio saranno i 5 anni più importanti negli ultimi 20 per la città di Gorizia e probabilmente anche per i prossimi 15. Tantissime le cose sul tappeto, dai lavori pubblici, oltre 150 milioni di euro di investimento, naturalmente la capitale europea. I primi provvedimenti saranno però tecnici. Il 14 di luglio, giovedì della prossima settimana, sarà convocato, e anzi è già stato convocato, il Consiglio Comunale con i provvedimenti previsti dalla legge. Un altro consiglio la settimana successiva e un altro ancora. Entro la fine luglio perciò 3 consigli comunali. La speranza mia e l'auspicio naturalmente è che, pur comprendendo la dialettica che ovviamente c'è tra minoranza e maggioranza, che prevalga però nella minoranza il voglia di essere minoranza collaborativa e non mera opposizione. Perciò comunque siamo partiti con il piede giusto. Gorizia merita di essere governata e in fretta. Ahimè, ho spiegato agli assessori che giorni di ferie ai loro e ai noi non ci saranno, ma Gorizia questo se lo merita. Ecco, questo è tutto, grazie per la visione all'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Ulteriori news, come sempre, sul nostro sito friulitv.net.
Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.